Buongiorno, ben ritrovati, io sono Sara Ferrarese e siamo qui insieme per un altro incontro con Muoversi Conoscendo, uno stimolo all'attività motoria e uno stile di vita sano, grazie al Comune di Udine, Città Sane. Partiamo oggi nella nostra pratica da terra, quindi ci metteremo su un tappetino o su un pavimento confortevole, ci distendiamo al pavimento, piedi larghi quanto il bacino, schiena a terra con le sue curve naturali, braccia distese lungo i fianchi, premono a terra. Cerco di tenere le scapole attaccate al pavimento, non le chiudo avanti, ma anzi le faccio sorridere come al soffitto. Da qui adesso inspirando sollevo una gamba, un ginocchio, espiro distendo. Dentro l'aria, ginocchio al petto, fuori l'aria distendo la gamba, cosce parallele. Inspiro e espiro. Devo sentire una forza percorrere tutta la gamba, coscia, gamba e uscire dal piede, allungando ogni ripetizione la mia gamba di 1 centimetro verso la parete avanti a me. Inspiro e espiro. Inspiro e espiro. Passiamo all'altra gamba, quindi torno a terra, controllo la schiena che rimanga con le sue curve naturali al pavimento, inspiro ginocchio al petto, espiro distendo la gamba. Inspiro col naso, espiro con la bocca, cosce parallele, la gamba si allunga verso la parete avanti a me. Inspiro e espiro, torno. Inspiro e espiro, torno. Quindi torno a terra con i piedi e mi rilasso. Proseguiamo la nostra pratica, sempre distesi a terra, schiena con le sue curve naturali, sollevo le braccia, inspirando i gomiti toccheranno il pavimento, espiro, distendo le braccia verso il soffitto, si allungano le dita, crescono, inspiro, espiro, distendo, inspiro, gomiti a terra, espiro, braccia distese, ancora dentro l'aria e fuori l'aria. Le gambe rimangono parallele, piedi a terra forti, tutta la pianta del piede appoggiata a terra, inspiro e espiro, distendo. Mantengo le braccia distese senza piegare i gomiti. Inspirando adesso sollevo le scapole dal pavimento, quindi devo sentire una forza farmi salire, allungare le mie mani verso il soffitto senza piegare i gomiti. Espirando, scapole a taglio, stringo sotto l'ascella e sento la scapola sprofondare al tappeto, quindi inspiro, mi allungo, espiro, stringo l'ascella e scapola a taglio. Vedete, le braccia sono sempre distese, non piego i gomiti. Ancora, fuori l'aria, stringo come una matitina sotto l'ascella, inspiro e espiro. Quindi torno con le braccia a terra, sollevo una gamba e circonduzioni della caviglia. Quindi rilasso le braccia, le spalle e il mento, circonduzione della caviglia in entrambi i lati. Torno a terra, l'altro piede. Inspiro e espiro. Dentro l'aria col naso, fuori con la bocca. Proseguiamo la nostra attività con l'ultima serie di esercizi. A terra, cercando di mantenere sempre la posizione neutra della mia schiena, sollevo le braccia, sollevo una gamba e espirando scende la gamba e il braccio opposto verso il pavimento. Inspiro, torno. Fuori l'aria, scende il pollice verso il pavimento, anche il tallone. Inspiro, torno. Espiro, inspiro. La colonna durante il movimento rimane ferma. Quello che si muove è la scapola che rotola sul pavimento e la mia gamba che sta pennellando con una linea dritta la parete avanti a me. Quindi fletto il ginocchio, torno col piede a terra, riappoggiandolo nello stesso punto che ho sollevato. Adesso scendo con l'altra gamba, quindi fuori l'aria, il pollice verso il pavimento, il braccio sfiora l'orecchio, inspiro, torno a salire. Fuori l'aria anche il tallone, scende,
Inspiro, torno a salire, la gamba in appoggio, rimane ferma, forte e stabile a terra. Inspiro, espiro, scendo quanto riesco a controllare con i miei addominali e la mia schiena le curve della colonna. Inspiro, espiro. Quindi ritorno a piegare il gomito, piede a terra, mi volgo sul lato, lentamente mi sollevo e anche per oggi la nostra pratica è terminata. Vi saluto e vi ricordo che potete trovare la lezione su chespettacolo.info.